Io sono in contatto con la famiglia, ho col massimo rispetto in punta di piedi e ho detto loro che il comune di Montebelluna, la città di Montebelluna ovviamente li abbraccia. Esprimo veramente il mio dolore umano anche nei confronti non solo di Gianmarco ma anche della sua ragazza tuttora dispersi. Io spero in un miracolo, ma vediamo. Si spera ancora in un miracolo a Montebelluna, dove in tanti si stanno stringendo alla famiglia del 32enne Gianmarco Gallina, che con la fidanzata Emanuela Piran, originaria di Bassano, si trovava domenica pomeriggio sulla Marmolada. Da poco vivevano a Villa d'Asolo. In questa foto sorridono accanto alla guida alpina Davide Miotti, disperso anche lui con la moglie Erika Campagnaro, originari di Cittadella, genitori di due figli a Belvedere di Tezze sul Brenta. Miotti da oltre 20 anni ha un negozio di sport. Questa immagine del luglio 2020 parla di un profondo amore per la montagna e di un'amicizia tra le due coppie. Una bellissima marmolada oggi con Emanuele e Gianmarco, veloci come il vento, il post di Davide su Instagram. Dopo 2 anni da quella foto resta solo la disperazione dei familiari. Nel quartiere Guarda a Montebelluna la casa dei Gallina è chiusa, sono tutti a Canazzei, papà Antonio, mamma Roberta e il fratello Giacomo, con loro c'è anche Gianni, il padre di Emanuela, attoniti i vicini di casa. Momenti di angoscia, momenti di tristezza, perché le cose che uno va per rilassarsi, per vedere il panorama e trova la morte, non è una cosa piacevole, cioè, anche solo a pensarla si sta male. Sotto shock gli amici di Gianmarco, molto conosciuto in piscina a Montebelluna, dove per anni è stato agonista. A parlare è il suo allenatore. Dopo un po' d'anni era passato, un paio di settimane fa, abbiamo fatto una bella chiacchierata, un po' rivangando il passato e avevamo colto l'occasione, l'avevamo presentato ai ragazzi che stavano nuotando. Alla sera erano tutti infervorati in palestra, allora lui ha dato qualche suggerimento, lui era un appassionato di palestra, insomma così ci siamo lasciati con l'idea di rivederci un po' più spesso. Diceva che correva di meno, per cui sarebbe venuto più spesso a nuotare, per cui insomma ritornare un po' così in famiglia. Fra i dispersi c'è anche il 22enne vicentino Nicolò Zavatta di Barbarano Mossano, che si trovava presumibilmente con le 3 vittime venete accertate, i vicentini Filippo Bari, 27 anni di Malo, Paolo Dani, 52 anni di Valdagno e Tommaso Carollo, 48 anni di Tiene. I 5 dispersi rimasti sarebbero quindi tutti veneti. 7 i corpi recuperati, 4 quelli identificati, fra questi i 3 vicentini per l'appunto e un trentino, 8 le persone ferite, di cui una dimessa. Sono state inoltre tutte ricondotte ai proprietari le automobili che erano parcheggiate a Passo Fedaia sotto la Marmolada, abbinate a dispersi e deceduti. Una contabilità dolorosa e angosciante limitata nel corso della giornata dopo che sono state rintracciate 7 persone, 4 almeno gli stranieri.